monacello! Dovete temere, perché io sono molto pericoloso. Mi è mai capitato, per esempio, che eravate sicuri di aver messo una cosa in un posto e non la potete trovare in nessuna maniera, e poi magari dopo un poco ricompare. Sono stato io! E vi è mai capitato che avete trovato che mancava qualcosa in casa? Che era stato magari rubato qualcosa e non c'era una spiegazione? Sono stato sempre io! E mi è mai capitato di sentire nel sonno come una carezza sul viso? Sono sempre io! O qualcuno che mi soffia nelle orecchie? Oh, qualche bella signora di essere accarezzata nelle parti un po' più sensibili. Oh, sono sempre io. Io vivo nei sotterranei della città e nessuno mi può mai vedere. Ma di notte, nel buio più profondo, mentre voi siete immersi nei vostri sogni, io vengo al suo letto e comincio a fare i miei malefici, che possono essere anche dei benefici, perché io come appezzettisco, come danneggio, come faccio dispetti, posso fare anche bene. Se vedo che una persona ha veramente bisogno e crede in me e ha rispetto di me, che mi lascia una sedia sempre pronta durante la notte, se volesse riposarmi un po' e del cibo per rifocillarmi, quella persona potrà avere il sogno da me, dei numeri da giocare all'otto, perché lo posso fare, o potrà venire con me senza avere paura e essere condotto mano nella mano in un posto segreto dove gli aprirò la possibilità di avere accesso a un forziere pieno di beni. Io posso farlo. Naturalmente, chi otterrà i miei benefici non dovrà mai raccontare a nessuno di essere stato beneficiato dal monacello. Quando vado in una casa, io posso rovinarli, danneggiarli con i miei dispetti, fino a costringerli ad abbandonare quella casa se mi sono antipatici, ma posso anche fare la loro fortuna. E allora si dirà, quella persona ci avrà il monacello in casa. Adesso ve la racconto così, ridendo e cantando, ma la mia storia è talmente triste. Risale al 1400, quando re di Napoli era Vincenzo d'Aragona, o forse Filippo, ora non ricordo più, parliamo di tantissimo tempo fa. Mia madre era una donna dolcissima, si chiamava Caterinella Frezza. Era figlia di un ricco mercante di stoffe che sognava, come tutte le persone borghesi, per la figlia un matrimonio importante, ma il cuore non si comanda e mia madre si innamorò di un garzone, di un ragazzo povero, ma bello. Si chiamava Stefano Marconda. I genitori non avrebbero mai permesso questa relazione e il giovane poteva vedere mia madre soltanto protetto dalle ombre della notte. Si arrampicava, forte della sua eleganza fisica, sui tetti per raggiungere la stanza da letto di mia madre. Lei apriva le finestre e consumavano la loro passione sotto i raggi della luna benevola, finché i parenti di mia madre, scoperta la pesca, tessero un agguato al povero Stefano. Mentre lui si arrampicava sui tetti per raggiungere mia madre, una maledetta notte lo aspettarono nel vuoto, lo aspettarono nel buio e lo lanciarono nel vuoto. Mia madre, che era appena uscita per congiungersi col suo amato, vide il suo bel corpo cadere nel vuoto e spiaccicarsi a terra. Lo shock fu terribile. Lei, quella stessa notte, gli avrebbe raccontato di aspettare un bambino che moriva. La povera disgraziata si chiuse subito in convento e pregò intensamente la Madonna che questo bambino, frutto del suo sfortunato amore, nascesse sano e forte. Ma non fu così. Forse per le troppe lacrime versate durante la gravidanza, io nacqui con questa testa grossa, con questi occhi giganti e con questo corpo sgraziato e deforme. La mamma e le suore, cercando di salvarmi, fecero un voto, mi vestirono da monacello e io camminavo per le strade di Napoli
e l'odio dei passanti per la mia stranezza, questo bambino gracile, malformato, vestito da monacello, che scappava perché si vergognava della cattiveria della gente. Ricevevo insulti, bestemmie, parole crudeli che mi facevano tanto male. E un giorno, questo monacello nessuno lo vide più. Scomparve alla vista degli altri, perché diventai uno spiritello dotato di poteri soprannaturali, capace di portare, quando indossava il cappuccio nero, sventure, scalonia e disgrazie, calamità e malattie, ma capace anche di cambiare spirito. E quando indossava il cappuccio rosso poteva portare benessere, salute, fortuna, ricchezza, prosperità. E stasera, in questa magica sera, in cui ringrazio tantissimo i nostri amici, gli amministratori di questa città e voi tutti che siete venuti qui a festeggiare con me le anime di Napoli, stasera per voi io indosserò il cappuccio rosso in segno di